Quarta corsa, premio Lanac, gentleman di proprietà, categorie Edi. Sono in 8 al via, 1 Rudubak, Carlo Dorovic, 2 Zala Barmer, Pier Giovanni Michelotto, 3 Turbine LP, Massimiliano Michelotto, 4 Tarantella Fer, Elena Bruniera, 5 Evelina Jet, Samuele Querci, 6 Ziguli dei Greppi, Nicola Del Rosso, in seconda fila 7 Ferri Boco, Paolo Bindi, 8 Twilight Lux, Stefano Paladini. Andiamo a rinunciare il lancio Ziguli dei Greppi. Stacco della macchina, velocissimi, Turbine LP e Tarantella Fer. Turbine LP in vantaggio, parlottano Massimiliano Michelotto e Elena Bruniera, vediamo le scelte. Con Turbine LP che prosegue svelto, sembra non intenzionato, adesso forse sì, vediamo 13,8 comunque, vuole mandare ma con spesa. Alla fine Tarantella ferma, passa, ma dopo 400 metri molto violenti. Intanto c'è l'errore di Zala Barman. Numero 2 Zala Barman squalificato. 27,9 per Tarantella ferma, che alla fine è riuscita a passare su Turbine LP. Poi vediamo in terza posizione Rudubak, poi Velina Jet. Intanto arriviamo al paletto dei 600 metri, addirittura in 42,6, ancora 14,7 per la curva. Tarantella ferma, sempre col solito cliché di corsa. In avanti Turbine LP che viene scuffiato ora, è sempre in seconda posizione davanti a Rudubak, ancora un 15 qui davanti alle tribune, viene fuori 57,6 per il primo giro. Con Tarantella ferm che prosegue di Lena, Rudubak è terza alla corda, vediamo spostare al largo Ferri Boco con Paolo Bindi che avanza al largo, intanto il chilometro va via in 1,13 scarso, sempre Tarantella ferma in vantaggio su Turbine LP, ha spostato dalla corda in anticipo Carlo Dorovic con Rudubak che va a cercare di avvicinare la figlia di Lux The Star che percorre ancora in 15,2 la retta di là, sempre in vantaggio la Saura di Elena Bruniera. Ora ha preso ancora vantaggio su Turbine LP che è ancora tonico in seconda posizione. Rudubak ha un po' fermato lo speed, ci prova in terza ruota. Ferri Boco, ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo. Tarantella ferm deve stringere i denti perché si butta di dentro Turbine LP, di fuori Ferri Boco, ultimi 30 metri con Tarantella ferm che deve arrendersi a Ferri Boco che viene a vincere sulla stessa Tarantella, di dentro vicino anche Turbine LP, poi Rudubak. 1,13,7 la media al chilometro per Ferri Boco, lo svedese di Paolo Bindi. Il training è di Afrim Smidra, il figlio di Cantabole, è venuto a vincere. Molto bene, rivediamo la retta d'arrivo. Tarantella ferma è un po' stanca, ci prova di dentro Turbine LP, cerca un varco anche Rudubak, ma a largo di tutti compare la figura di Ferri Boco che viene a vincere. Vediamo per il secondo se Tarantella è riuscita a difendersi, mi è sembrato di sì, così è. Per il terzo probabilmente Turbine LP.